Lepo pozdravljeni na današnjem večeru. Pozdravljam vas v imenu Kulturno-umetniškega društva Kud Teatro Mundi in pa italijanskega društva Barocco Europeo. Sodelovanje med dvema društvama traja že 2 leti in sicer si želimo ljudem predstaviti glasbeno-gledališka dela baročnega obdobja na moderen, sodoben način, da bi lahko povabili pogledu tudi mlajšo publiko. Tako da, ne glede na okrnjeno zasedbo, si želim, da bi uživali v večeru, da bi se vas glasba dotaknila. Zasedba je mlada, na sceni boste videli 2 mlada pevca, ki sta zmagala na audiciji. Potem boste videli ansambl, specializiran za staro glasbo. Potem pa bi rada omenila še 3 dekleta, njihova imena lahko preberete v programskem listu, ki so izdelane scenografijo in tudi nastopijo na odru. Tako da želim vam veliko užitka in dopustite, da se vas glasba dotakne. Hvala.
Questa è al caso. Chi viene? Fatemi entrare, sarà ben che io vada ad incontrare. Mia signora Dorina, al suo gran merito profondissimamente io mi rassegno. Sua serva umilissima, il maggior complimento io contegno. Forse tanto a dire si meraviglierà. Mi fa favore. Anzi io mi do l'onore di farle di me stesso bene o male una dedicatoria universale. Star incomodo più non è dovere. Spiegalo, signoria. La sua compagnia incomodo si resta in ogni luogo. Si sta vicino a lei sempre sul fuoco. Che strano complimento. Almeno il bravo suo amore sapere. Nibbia mi chiama, canale di nazione, suo buon servitor di professione. Egli è molto elegante. Io faccio il mio dovere. Deve dunque sapere che un teatro famoso nelle isole Canarie sta perendo. Io vengo a solo oggetto di far la compagnia. Ed in particolare, vossignoria, ci dovrà favorir quando non segni la nostra offerta. Quattro, cinque impegni, ma vedrò di servirla, ove m'accordi, un onorario comodo e decente. Io sono differente da tutti gli impresari e preciso a stati miei penali. Il nostro contratto concludersi potrà, pure di ricordate offerta. Qual è, signora? E questa, io la lingua non so di quel paese, non mi intenderanno. Non si prenda affanno. Il libretto non deve essere capito più per ripito e non si faranno esposti canti bene. E non importa il resto. Nell'aria son con lei, ma di recitativi è un'altra cosa. Anzi, questi potranno una pura lingua che vale, e allora come la sta al solito l'udienza ad acciarlare. Come così? Va bene! Con le sue presunzioni liberamente palesarmi può. Voglio pensarvi e poi risolverò. Risolva l'errore e avrà il onorario il conto di impresari. Non è risparmio, non è male quando serve l'amor l'atomico per lei sospirerà. Risolva
di natura.
Signor
che la finirà. Mi crede in verità che non si può durare. Tutto da sé bisognerebbe fare. Non è vero, ma poi scorderà questa pena. Allora sulla scena sentirà dei vicini e dai lontani le sbattute dei miei e delle mani. Anzi, appunto entriamo sulle delle ragioni. Tanti diversi umori a
grazia mia, farmi godere una scenetta solo. Io farei volentieri, ma senza lumi, senza scene, strumenti e abbiamo il terreno. Manca l'azione e comparisce meno. Questo non dà fastidio, si figuri che qui l'orchestra suoni coi soliti violini e violoni, che sia questa stanza il fondo d'una torre, o quel che vuole. Esca pur Cleopatra, porti seco la pelle e l'antimonio, io son qui che bisogna un Marcantonio. Non occorre, il fatto non è quello. È una linea con suo fratello. Sarà per me bastante la parte d'ascoltante. Questo il cerino sia, questo il libretto, si figuri che io sia dentro un palchetto. Vai che dice
foglie in bianco con la mia firma, in esso spetta pure un processo di fatti e condizioni, purché venga con me. Tutti son buoni. Troppo si fida